Appuntamenti di domenica 9 agosto. Per tutta la giornata a Sesti Levante sconti occasioni nei negozi che aderiscono allo sbarazzo con bancarelle nelle vie del centro. Passeggiata, musica, fede e bellezza all'abbazia di Borzone a Borzonasca. Dalle 17 il percorso dall'abbazia al volto megalitico, cena al sacco e alle 21 si esibisce il Sant'Emo Group con un programma di musica classica e canzoni d'autore. Per informazioni e iscrizioni contattare il 345 10 58 997. A Pezzonasca di Moconesi c'è la festa della Madonna dei Fiori, dalle 19 cibo ligure, a seguire musica con l'orchestra Giorgio Ikebana. A San Lorenzo della Costa, sulle alture di Santa Margherita Ligure, si festeggia il patrono del quartiere. Alle 19:30 apertura dei stand gastronomici, alle 21 danza con l'orchestra Primavera. Le serate si svolgeranno al campo sportivo. La parrocchia di Santa Giulia di Lavagna ospita la 45esima edizione della sagra della focaccia con la salvia. Si mangia dalle 19:30, dalle 21 musica con Angelo Minoli. Al Parco degli Alpini di Santo Stefano d'Aveto c'è il concerto de Lo strano percorso, cover band di Max Pezzali e degli 883, inizio alle 21. Alla vigilia della festa di San Lorenzo, Conscienti di Ne ospita la commedia in genovese della compagnia Ruspanti, Nussemu Miga Embrieghi, inizio alle 21. Palio d'Arco in piazza Marconi a Lavagna lo organizzano i Sestieri in vista della Torta dei Fieschi, inizio alle 21. A Villa Tigullio di Tapallo va in scena Il mare nel cassetto, la via di Franco Battiato, incontro con la giornalista Silvia Boschero che racconterà il cantautore, ad accompagnarla la cantautrice Giù e la violinista Anais Strago, inizio alle 21:15. Alla Cava di Levanto c'è il concerto Romantic Candle Light con la cantante Perla, il pianista Fabio Invernizzi e il violinista Sebastian Mannuzza, inizio alle 21:15. Per il 60° Festival Teatrale di Borgio Verezzi va in scena Le avventure di Pinocchio, raccontate da lui medesimo, della Compagnia del Sole, diretto e interpretato da Flavio Albanese alle 21:30 nel Torrione Medievale. Prosegue la rassegna Note e tale note a Leivi. Sul Sagrato di San Lorenzo c'è il concerto a Saxinio con Jacopo Marchisio e il quartetto Saxupo.